Si sono disputati domenica a Creazzo, in provincia di Vicenza, i campionati regionali assoluti della BMX. Oltre 250 gli atleti che si sono schierati sulla pedana di partenza della pista vicentina per questo appuntamento che assegnava i primi titoli del 2024. In cabina di regia gli uomini del team BMX Creazzo, che hanno svolto un ottimo lavoro per dare accoglienza ad atleti appassionati e tifosi in una giornata che è stata davvero di grande festa in onore della BMX. Mattinata ricca di sole per il campionato Veneto BMX, siamo con il presidente Gerolamo Pellizzari, un avvio finalmente baciato dal bel tempo. Finalmente il tempo ci ha assistito, comunque noi abbiamo optato per una nuova formula di gara che ci servirà per le gare prossime e siamo sempre in miglioramento, insomma. Una stagione che è partita alla grande per la BMX Creazzo, oggi si assegnano le prime maglie, quelle di campione Veneto, ma c'è già la Coppa del Mondo che brilla. Sì, abbiamo atleti che sicuramente andranno in Coppa del Mondo, oggi si assegnano le maglie, giustamente come dice Andrea, speriamo che molti dei nostri riescano a lottare per avere la maglia, però l'importante è che si divertino. Attilio Furlan della Mito Polimeri, un'azienda vicina alla BMX, un'iniziativa che nasce dalla passione. Sì, sicuramente nasce dalla passione, nasce anche da una storia di famiglia, se vogliamo, nel senso che avevo un nipote che correva, i figli, amici, io stesso sono stato qua tra i lavoratori del BMX e adesso questa passione continua, insomma, e quindi se possiamo fare qualcosa per questi ragazzi, anche perché oltre ai ragazzi ci sono in questo momento dei grandi dirigenti che meritano di essere supportati. Un ambiente, quello della BMX, che regala tanta gioia, tanto entusiasmo, tantissime le famiglie anche oggi qui in pista. Sì, è uno sport molto, molto bello da questo punto di vista perché aggrega la famiglia, i bambini, i ragazzi, i bambini e poi qua imparano ad andare in bicicletta. Anche in futuro se dovessero scegliere altre specialità del ciclismo, ma qui si impara ad andare in bicicletta. Gerolamo Pellizzari, quanti atleti al via oggi, quante batterie? Guarda, 120 batterie, circa 250 partenti, ma la cosa che mi rende più orgoglioso, 80 ragazzi del Creazzo. Sono veramente felice di questo. Michael Uberti, tecnico del team BMX Creazzo, oggi i campionati regionali con quali aspettative? Di sicuro cerchiamo di fare i migliori risultati possibili all'insegna del divertimento e ovviamente portare a casa una bella giornata visto che il sole ci sta aiutando. Tantissimi ragazzi che segui con grande passione, una squadra sempre in crescita. Sì, assolutamente, abbiamo un gran vivaio e siamo molto fieri di questo, vuol dire che abbiamo un buon futuro per i prossimi 10 anni e speriamo che continui così. Oggi è una delle gare tra virgolette più semplici perché si assegnano le maglie regionali, sono comunque dei titoli importanti, ma per il team BMX Creazzo ci sono obiettivi davvero prestigiosi in questo 2024. Sì, cerchiamo di portare a casa più maglie possibili, ovviamente con la gara in casa questo ci può dare una mano in più e vediamo quello che succederà. Per chi vuole iniziare a pedalare alla BMX Creazzo, cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto bisogna divertirsi, cercare di venire qua con il miglior stato d'animo possibile e affidarsi agli allenatori di turno, insomma. Un clima di festa che si è respirato anche nel paddock dove erano ospitate le squadre partecipanti al campionato Veneto e allora noi con i nostri microfoni siamo andati a fare un giro tra i vari box per sentire la voce dei tanti piccoli atleti impegnati in questa giornata di gare. Quanto è bello gareggiare e non solo allenarsi sulla pista di casa? È bello perché portare i colori del proprio team in alto. Oggi c'è il sole piuttosto che la pioggia, meglio così. Sì, molto meglio per il divertimento e per lo spettacolo. E la BMX quanto ti piace? La fai solo in pista o anche a casa? No, la faccio anche a casa, un po' con gli amici, un po' da solo per divertirmi. Oggi il campionato Veneto, sei pronto? Ovvio. E tu sulla pista di casa sei pronto a fare bene? Benissimo, sì, sono pronto. Quanto ci si diverte in sella alla BMX? Tantissimo.
da Padova fino a Creazzo per affrontare il campionato veneto. Sei pronto? Sì, sono pronto, spero do il massimo di me e spero di arrivare in finale. Quanto è bella la BMX? Ti piacciono più le curve o i salti? È molto bella e mi piacciono più i salti. Quanto ci si prepara durante la settimana per queste gare? Io faccio un allenamento in palestra e di solito 3 allenamenti di BMX o 2. Qual è il segreto? Il segreto è essere convinti e grintosi. E ai tuoi direttori sportivi, ai tuoi allenatori, cosa hai promesso quest'oggi? Di arrivare in finale. Ci riuscirai? Forse. E tu chi vuoi salutare? Devo saltare mia nonna e i miei parenti. Dagli apripista agli elite, questa è la magia della BMX che si è ripetuta anche a Creazzo, dove si è fatta promozione del ciclismo, ma allo stesso tempo si è potuto assistere a delle batterie combattute e spettacolari portate avanti proprio dai migliori atleti del Veneto. Tra questi Albert Groppo, reduce dalle 2 prove di Coppa del Mondo disputate negli Stati Uniti, che è sceso sulla pista di casa con la giusta determinazione sin dalle batterie di qualificazione, regalando spettacolo ad ogni salto e ad ogni curva, come testimoniano le nostre immagini. Albert Groppo, dagli Stati Uniti sino alla pista di casa per questo campionato veneto. Cambia lo scenario, ma non la voglia di andare in BMX. Sì, sempre le solite emozioni, sempre divertimento e vediamo, adesso la gara sarà quella che è, però andiamo avanti divertendoci giro per giro. Hai scaldato il pubblico sin dalla prima batteria, un sorpasso sulla curva finale davvero eccezionale. Sì, una bella curva dall'interno per sorpassare i primi 2 e prendersi la manche. Senti, queste prestazioni dicono che la condizione è ottima. Quali sono gli obiettivi di questo 2024 per te? Gli obiettivi di questo 2024 sono i mondiali, fra 2 settimane a Rock Hill in America, e l'italiano assoluto e l'europeo assoluto a Verona. Pronto per questi obiettivi allora? Sì, prontissimo. Infine le classifiche di giornata con i titoli regionali che sono stati assegnati nelle diverse categorie. Tra i cruiser 17-24, maglia rossa per Jacopo Turato, titolo per Jacopo Menin tra i cruiser 25 e 29 anni e per Francesco Derme tra i cruiser 30-39 anni. Finale infuocata, quella dei cruiser 40 ed over, con il ragazzo di casa Vittorio Sartori che ha avuto la meglio su Marco Gaule e Piero Piovesan, che hanno fatto a sportellate sulle curve, come testimoniano le nostre immagini. Davvero spettacolare questa batteria. Tra gli esordienti del primo anno, successo di Pietro Menegoli della BMX Pescantina, mentre tra i più grandicelli a vincere è stato William Gaule, anche lui della formazione di Pescantina. Vittoria di Nicolò Puggia della BMX Verona tra gli allievi. Infine tra i master 17-24 ad esultare è stato Giulio Marchetto, anche lui della BMX Creazzo, così come Marco Canova che sulla pista di casa si è imposto tra gli juniores. Spettacolo anche per quanto riguarda i giovanissimi, con i ragazzi di casa che hanno fatto man bassa di successi. Creazzo infatti ha festeggiato la vittoria tra i G1 con Achille Nichele, tra i G2 con Manuel Alessi che ha preceduto sul traguardo i compagni di squadra Ulisse Maroso e Riccardo Polato, tra i G3 con altro podio tutto bianco-celeste con Nicolas Ongaro, Nicola Tosetto e Filippo Troncon, e poi vittoria sempre per Creazzo anche tra i G4 con Simone Rasia e tra i G5 con Tommaso Negro. Per completare i successi ottenuti dalla squadra di casa basta scorrere gli ordini d'arrivo della G6. Nella manche A vincere è stato Giulio Troncon, mentre nella manche B doppietta con Leonardo Zordanna e Tommaso Galassi. Ma il campionato veneto della BMX è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sul movimento insieme ai tecnici regionali. Vinicio Costa e Andrea Fabris della struttura tecnica del fuoristrada della BMX per quanto riguarda il Comitato Regionale Veneto. Un campionato veneto che ha richiamato in pista tantissimi ragazzi, tantissime famiglie. Sì, è un importante momento per vedere come funziona, come va, diciamo,
il circuito, come funziona il movimento, la presenza di tanti atleti e di tante persone significa che c'è una ricezione, un recepimento diciamo, di quello che è l'importanza dello sport, e si spera che questo possa essere il volano per manifestazioni più importanti e per creare un indotto diciamo, di volontà e di capacità per gli atleti per poter avere risultati migliori. Ci sono ragazzi che vengono da buona parte della provincia e della regione, questo è un importante significato, anche la presenza dei genitori e di tutto l'indotto, ben pensando anche ad una importante partecipazione e organizzazione della pista, ha dato modo che si possa avere questi risultati importanti, risultati che sicuramente fanno pensare e sperare che questo movimento che da nicchia possa diventare una cosa molto più importante, che abbia soprattutto dei svolti e delle possibilità di successo a livello nazionale e internazionale. Andrea Fabris, alla presenza si va da Albert Groppo, che è stato protagonista in Coppa del Mondo, sino ai mini apripista. Davvero la BMX riesce a unire l'eccellenza anche con la promozione? Sì, noi abbiamo questa fortuna del BMX che riusciamo in un'unica gara a unire tutte le categorie, e questo per i ragazzini è molto importante perché anche i più piccoli riescono a avere un contatto diretto con gli atleti di punta, tipo in questo caso Albert Groppo, che ha appena vinto le due, cioè che è arrivato in finale nelle 2 prove di Coppa del Mondo, ma anche altri atleti che adesso fanno da allenatori che erano appunto in Coppa del Mondo, quindi è una cosa molto positiva questo. Organizzazione del BMX Creazzo promossa a pieni voti anche con la nuova disposizione della pista. Sì, questo è stato un piccolo esperimento che anche grazie al comune che ci ha aiutato a cambiare questa logistica, perché abbiamo dovuto bloccare le strade del paese, e sta funzionando molto bene. Non solo campionato veneto sulla pista, ma anche tanto lavoro nel dietro le quinte con la preparazione di questi ragazzi e di queste squadre. Sì, con il comitato regionale abbiamo selezionato i ragazzi che l'anno scorso sono usciti dal Trofeo Triveneto, e li stiamo portando in giro nelle piste con le varie pro session venete, per poi selezionarli e portarli in Belgio a fare le ultime prove della Coppa Europa a Ravels. Un'esperienza importante, formativa sia dal punto di vista atletico e anche umano. Beh certo, anche perché diamo modo a questi ragazzi di allenarsi insieme senza dover sempre essere in competizione tra loro, ma di aiutarsi l'uno con l'altro. Una BMX insomma che sa fare sistema. Sì, una BMX che è fondamentalmente parametrata ad altri sport e diciamo, prendendo esempio da altre discipline è riuscita a dare diciamo, il meglio di se stesso, no perché siamo ancora all'inizio, però ci sono delle buone prospettive per far crescere i ragazzi di bene, ma soprattutto per toglierli diciamo, da quello che è un concetto dello sport solamente di partecipazione a fini diciamo, utilitaristici o di qualsiasi cosa, ma solamente per impegno. Infatti i ragazzi si stanno impegnando in maniera importante, ci mettono del loro, aiutati da tutti, e quindi questo si spera possa essere il punto vincente, quello che ci porterà più avanti sicuramente nel tempo. Ecco. Quindi benvenga tutto, benvenga l'aiuto di tutti, siamo disposti a metterci del proprio, sia io che Andrea insomma, ci stiamo dando da fare in maniera diciamo, efficace e con buon impegno. Speriamo che sia recepito bene dalle persone, ma vediamo insomma che risultati ci sono, sia si vede come partecipazione che anche come sostegno da parte delle società e della federazione stessa. Speriamo che continui, perché il BMX è uno sport in cui crediamo fermamente ed è giusto che abbia il giusto supporto e la giusta possibilità per dare il meglio di se stesso. Completata anche questa sfida sulla pista di Creazzo, ora il circo della BMX si sposterà ad Olgiate Comasco, dove il 24 e 25 maggio sono in programma altre 2 prove del circuito italiano BMX.